Allora, presidenti, andiamo tutti e due uno all'altro, ci sono diversi tavoli di lavoro, no? Per esempio la CNA, dove si è vista soprattutto impegnata, magari per propensione anche o per scelta? Beh, noi siamo stati legati un po' ai tavoli sia rispetto all'impresa sia rispetto all'economia, per cui alla finanza, perché sono due temi sono strettamente connessi. E in quello che progetti avresti? Credo che sul problema dell'impresa si sia evidenziato, come è stato detto anche prima, la necessità di valorizzare il capitale umano, perché proprio nella piccola impresa, nella media impresa, il valore del rapporto all'interno dell'impresa, delle persone, è quello che fa il cambiamento. Ma questo viene ascoltato il rapporto poi di qualità. Dagli imprenditori, perché poi questo è un discorso della teoria, e poi parliamo anche per chi ci ascolta, no? Una volta che un imprenditore fa parte di una categoria, ce ne ha della situazione, ma ce ne sono anche altri, Confindustria, condivide questo progetto di cui teoricamente dovrebbe essere reso comunque partecipe, perché la società in categoria ne fa parte, attua all'interno della propria realtà, almeno in linea, si sforza di attuare questi principi. Quindi qua si parla di formazione, per esempio, come diceva il segretario, alternanza scuola-lavoro, quindi ci vuole un passo da parte dell'impresa in un certo versante, valorizzazione del capitale umano, voglio dire tante cose. Lo fa o secondo lei bisogna ancora lavorarci? No, noi come associazione, come impresa, già da anni lavoriamo per cercare di coinvolgere la scuola all'interno dell'impresa, ma dobbiamo cercare di strutturare questo tipo di rapporto, perché è importante, secondo noi, ma anche secondo l'impresa, di avere un valore aggiunto che è il giovane all'interno dell'impresa, perché con le nuove tecnologie, con la digitalizzazione di alcuni processi, hanno bisogno di avere delle persone giovani, delle persone aperte, delle persone che sanno come gestire questi tipi di processi. E allora abbiamo bisogno di inserire all'interno del nostro mondo sempre più giovani, e invece vediamo che c'è difficoltà. Ecco che il rapporto scuola-lavoro per noi è importantissimo e vuol dire futuro per le nostre imprese. Per cui su questo sarà un tema dove sia l'associazione, ma soprattutto tra l'università e le scuole si troverà un rapporto da mettere insieme, un progetto per valorizzare di più impresa, studente e lavoro. Invece per la finanza che cosa? Ecco, per la finanza, per quel che riguarda soprattutto il mondo dell'artigianato, il problema dei nostri consorzi fidi. Noi abbiamo i consorzi fidi che stanno soffrendo perché da una parte sono strutturati come una banca, no? Per cui hanno tutti i vincoli che ha una banca, dall'altra parte però loro, facendo solo una parte di finanza, perché è quello di dare prestito e garanzia, non hanno la raccolta, hanno sempre più difficoltà di reggere, perché dobbiamo essere riconosciuti da parte dello Stato come quelli che sono diciamo, le garanzie per l'impresa, per avere del denaro, per avere quello che necessita per portare avanti il proprio lavoro, i propri investimenti. Chiaro. La stessa domanda la giro anche a lei, Presidente, come Confcompressioni. Qual è il vostro tavolo, qual è stato il vostro tavolo di lavoro per scelta o per vocazione? Ovviamente, come tutti, abbiamo partecipato con i nostri rappresentanti a tutti i tavoli. Personalmente ho partecipato al tavolo che riguardava le relazioni tra impresa e lavoro, contrattazione, partecipazione e welfare. In realtà poi di questi temi, ovviamente che sono temi estremamente ampi, abbiamo deciso di approfondire l'ultimo tema, il tema del welfare, anche per l'attualità di questo tema. È un tema che è stato trattato anche nella finanziaria dello scorso anno, 2016, che ha aperto un pertugio, io dico pertugio perché ha aperto appena qualcosa per quella che viene chiamata la detassazione
che può essere, cioè praticamente si può, per esemplificare ovviamente stando agli standard, praticamente l'impresa, l'azienda, lo studio può erogare delle cifre ai lavoratori dipendenti collegate alla produttività essenzialmente, e queste cifre possono essere, con dei limiti ovviamente sia di reddito che di importo, possono essere detassate, o in alternativa a queste cifre si può chiedere ai lavoratori se vogliono invece del welfare. Cos'è il welfare? Il welfare, benessere ovviamente, nasce da lontano, perché è un welfare che nasce, il welfare state nasce ancora alla fine della seconda guerra mondiale, dove lo Stato voleva garantire questo benessere, però ovviamente siccome questo benessere ha un costo, via via lo Stato ha fatto marcia indietro. Nel Veneto invece è nato una forma di welfare collegata alla bilateralità, e in questo senso il Veneto proprio ha aperto la strada alla bilateralità. Cosa vuol dire? Bilateralità è il mettersi insieme, questo ideologicamente è anche molto importante. Si è messo insieme l'impresa con il lavoratore, con i contributi dell'uno o dell'altro si è deciso di arrivare ad evolverli, in particolare inizialmente a quella che era l'aspetto sanitario, quindi ovviamente sono nati questi enti che si occupano di dare qualcosa in più nel momento in cui la persona è ammalata, ha bisogno di visite mediche, ma poi si è ampliata, siamo arrivati per esempio a determinare degli aiuti sugli asili nido. Via via poi si è ampliata in vari settori, tanto è vero che, tornando al welfare precedente, con appunto il 2016 si può anche dare dei voucher, per esempio a richiesta del lavoratore, anche per assurdo per andare in palestra, che poi tanto assurdo non è, perché effettivamente questo comporta per il lavoratore ovviamente scaricare e rigenerarsi per poter lavorare, quindi c'è un legame stretto tra quello che è i tempi di vita e di lavoro, tra l'altro, che sono stati previsti anche in uno dei decreti legislativi del Job Act. Quindi questo che poco si è parlato comunque anche di questo. Sì, ovviamente se ne parla poco. Ecco, quindi tenuto presente questi due aspetti, il tavolo invece ha cercato di lavorare, perché nel Veneto abbiamo una bilateralità molto diffusa. Ogni associazione ha la sua bilateralità. Ovviamente se si riuscisse ad avere una cabina, e questo è stato lo scopo e la proposta del tavolo di lavoro, di avere una regia unica, pur lasciando ogni ente bilaterale al proprio cammino, alla propria indipendenza, però su certe tematiche trovare una regia unica, perché ovviamente riunendo più forze si riesce ad ottenere un welfare ovviamente più ampio, in quanto ovviamente diminuiscono i costi. Quindi l'impegno e lo studio che stiamo portando avanti, perché andremo ancora avanti in questo, è proprio quello di cercare di creare questa cabina di regia per dar sempre di più questo welfare, che poi si manifesta in una contrattazione di secondo livello, che va quindi anche nelle aziende, perché il senso di questo benessere che diamo al lavoratore è andare proprio da ogni lavoratore e dire: tu di cosa hai bisogno, vediamo se l'impresa riesce a darglielo. Ovviamente questo gratifica il lavoratore, si traduce anche in un certo senso in un minor costo per l'azienda per quello che riguarda questo spazio qui, e fidelizza anche il lavoratore e lo rende partecipe anche all'attività aziendale. Ecco, infatti, contrattazione di secondo livello, quindi questo lavoro che nella fattispecie ha svolto con professioni, oppure il rapporto con la finanza, l'analisi, ne trae beneficio l'azienda nel suo ambito, giusto? Oltre che nell'operatività. E a questo punto poi il sindacato torna in gioco per cercare di rendere i lavoratori partecipi di tutte queste attività che vengono svolte, che non è semplice. No, non è semplice sicuramente. La prima pensiero che mi viene in mente è che oggi i veneti abbiano più bisogno di una busta paga più che di una forma di welfare, nel senso dobbiamo recuperare occupazione vera e per cui mettere in mano alle persone un reddito per poter vivere decorosamente. Anche perché ci sono talmente tanti oneri economici da detto assolvere. Questo, sì, è vero anche questo.
ma detto questo, la cosa che veniva citata prima, che è poco conosciuta in Veneto, che il Veneto in tutti questi anni abbiamo affrontato la crisi anche meglio di altre regioni, perché ci siamo dotati per tempo di strumenti di bilateralità e di welfare, che poi sembra una parola così distante, ma che cos'è? Per esempio nel settore dell'artigianato, chi lavora nel settore dell'artigianato e l'azienda dovesse andare male, il lavoratore non è che percepisce soltanto gli strumenti pubblici di disoccupazione, ma ha un sostegno al reddito di questo sistema di welfare, ha un sostegno al reddito, fa una richiesta e ottiene un sostegno. Ha delle deve spese, fare una richiesta. Fa una richiesta e questo ente si chiama EBAV e riguarda, ma ce ne sono nell'edilizia, vengono chiamate casse edili, ci sono nell'agricoltura, c'è un sistema di welfare che dà del sostegno al reddito per i lavoratori dell'agricoltura, c'è nel commercio, anche nel settore del commercio ci sono gli enti che danno sostegno alle famiglie che hanno spese sanitarie. Allora a volte è poco conosciuto, sì, ma sono strumenti che aiutano le famiglie a vivere meglio e in questi momenti di difficoltà ad affrontare meglio anche le spese quotidiane. La cosa che non dobbiamo permettere, e io uso questa parola, il far well, come identificarlo come il far west, perché cosa c'è adesso? Che tutti propongono forme di welfare, no? È diventata una parola di moda e noi intendiamo ovviamente un welfare sociale, non intendiamo l'impresa che dà il buono al lavoratore per andare dall'estetista, ma vorremmo l'impresa che dà il buono per accompagnare il figlio alla scuola materna, per avere un sussidio sulle spese sanitarie, per acquistare dei libri, per andare incontro un po' alle spese quotidiane delle famiglie. Questo è il welfare. La cosa che l'ambizione che ha Arsenale è quello di mettere insieme tutti questi piccoli sistemi di welfare che sono presenti in Veneto e farli giocare in squadra, metterli dentro un unico pacchetto regionale. Inoltre aggiungo, noi in Veneto abbiamo una fortuna che ha più di 25 anni che si chiama il Fondo Solidarietà Veneto. Il Fondo Solidarietà Veneto, così come i fondi nazionali allo stesso livello, offre la possibilità al lavoratore di costruirsi una pensione integrativa. Noi dovremo comunicare questa cultura della previdenza nei confronti dei nostri lavoratori, perché non andranno più con la pensione tradizionale, andranno con una pensione a contribuzione effettiva, e con i lavori oggi che sono sempre più precari la contribuzione sarà sempre inferiore e il lavoratore avrà bisogno di una pensione integrativa da quindi è un fattore sommare. Anche culturale da trasmettere. Ecco. Questo messaggio: il Veneto ha subito una brutale tassazione imposta dalla peggiore Italia PD in un'Europa sotto comando finanziario della Germania e siamo ancora in piedi. Un po' un'osservazione del nostro telespettatore. Sicuramente la Germania ha un passo diverso rispetto al nostro, però come dire, il Veneto ha le spalle belle larghe, sì. Ha un buon sistema manifatturiero, ha una piccola media impresa solida, ha un settore delle professioni, ha un livello anche di professionalità, di lavoro, di forza lavoro di qualità. Io penso che sia stata la fortuna del Veneto di intraprendere la crisi meglio di altre regioni. Però, di affrontarla magari anche, di saperla affrontare. Sì, di saperla affrontare. È chiaro che ci ha aiutato molto anche la capacità delle imprese di interpretare il bisogno a fronte di un calo dei consumi interno nazionale, hanno guardato con molto interesse i mercati internazionali e questo è stato, penso, per la nostra regione una grande opportunità. Infatti, sistemi città tra l'altro sono anche, cosa vuol dire questo sistemi città? Come mai sono stati presi, ne accennava lei prima, quindi anche la logistica della nostra regione è stata presa in considerazione? Noi stiamo, le comunità tendono sempre di più a vivere insieme, in metropoli, questi sono un po' i messaggi che arrivano un po' dal resto del mondo, e avere l'opportunità di essere connessi, io faccio sempre l'esempio
l'alta velocità oggi permette a un lavoratore di Bologna di andare da Bologna a Milano in 40 minuti. Oggi se noi vogliamo muoverci nel triangolo Treviso, Padova, Venezia, i limiti sono enormi. Se pensiamo al Veneto, abbiamo più di 40 aziende in Veneto di trasporto pubblico locale. Uno scende da una fermata e deve prendere un altro biglietto per montare su un altro. Possiamo ragionare in Veneto con un'azienda unica della mobilità, Allora, cose concrete. E allora la riflessione che veniva presa anche prima dal presidente Conte del CNA, noi abbiamo bisogno di contribuire, noi siamo classe dirigente, ognuno per la propria parte, ma di dare spunti alla politica per poi prendere provvedimenti conseguenti. Noi abbiamo consegnato una lettera sia a Zaia che al ministro Del Rio con una cosa concreta: la pedemontana e l'alta velocità è una priorità per la nostra regione. Qui entriamo in gioco con interessi contrastanti. Sì, ma poi questa è una cosa, ma abbiamo detto, c'era ancora in carica il governo Renzi, che il Veneto aveva bisogno di un centro specialistico di ricerca. Era stato escluso il Veneto, il governo Renzi in quel momento ha riconosciuto il Veneto, ma abbiamo fatto un gioco di squadra non soltanto come associazioni, ma anche con il sistema universitario, il sistema dell'istruzione. Abbiamo ottenuto un bel risultato. Abbiamo chiesto a Zaia: è più opportuno mettere insieme l'assessorato all'istruzione, alle politiche per il lavoro con quello allo sviluppo economico? Sono due assessorati diversi in regione, ma secondo la nostra visione di associazioni è meglio che stiano insieme. È una proposta alla regione per lavorare ancora meglio. Ci stiamo interrogando sul ruolo delle camere di commercio. Questo è un altro capitolo, infatti. Capisce? Ce ne sono di temi che possono sviluppare con azioni condivise, azioni di sviluppo, di crescita, di stabilizzazione del nostro Veneto. Parleremo anche di internazionalizzazione, visto che mi ha accennato il discorso delle camere di commercio. Andiamo subito in pubblicità, poi ritorniamo con voi.